aggredito, picchiato e rapinato da un malvivente che aveva prima carpito la sua fiducia, è caduto a Pederoba. I carabinieri hanno arrestato un 57enne pluripregiudicato. Domani l'autopsia sul corpo del 56enne giapponese aggredito da 3 giovani trevigiani a Udine. L'ho colpito ma non volevo ucciderlo, ha detto il 19enne che gli ha sferrato il pugno fatale. Paura nel pomeriggio nel parcheggio del centro commerciale Ali di fronte all'aeroporto Canova per una 61enne investita da un'auto immediatamente soccorsa è grave. La testimonianza di un agente della polizia penitenziaria in servizio al carcere minorile di Treviso, sovraffollamento e carichi di lavoro eccessivi, racconta situazione critica confermata dai sindacati. Il bilancio dell'attività della Guardia di Finanza di Treviso, che celebra oggi 250 anni di fondazione, oltre 400 gli evasori totali scoperti, frodi fiscali milionarie ai danni dell'Europa e dello Stato. Con il sole sta tornando lentamente alla normalità la situazione nelle zone colpite dagli allagamenti, ad Asolo danni contenuti grazie alle paratie fai da te. Addio a Ettore Bragaggio, l'ultimo partigiano di Treviso, storico fotografo della città, aveva 98 anni, l'ultimo saluto sabato nella sala del comitato di Santa Bona. Cambio al comando del 51esimo stormo di Strana, il colonnello Chiadroni saluta la Marca e lascia la guida della base al colonnello De Luca. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque l'avete sentito, la cronaca in primo piano, un 73enne è stato aggredito, picchiato, legato da un malvivente che aveva carpito prima la sua fiducia, è caduto a Pederoba. I carabinieri hanno arrestato un 57enne pluripregiudicato, il drammatico racconto della vittima. Vive in via Boschi tra Onigo e Pederoba in una casa isolata. 2 anni fa è stato aggredito, picchiato, legato e rapinato. Ora i carabinieri hanno identificato e arrestato il malvivente. Lui, Mario Piccoli, 73 anni, racconta quel terribile giorno quando il rapinatore lo ha avvicinato e per un intero pomeriggio ha carpito la sua fiducia fino a quando lo ha colpito. Mentre mi abbasso così, sento la botta in testa e dopo sono caduto così, no? E poi lui mi prendeva per sopra, voleva legarmi, io ho cercato di resistere, ma dopo lui aveva il coltellino là che mi picchiava sulla testa col coltellino là e mi sono lasciato legare. Dove sono i soldi? Dove sono i soldi? Lo aveva intrattenuto spacciandosi per un venditore di macchine agricole, gli aveva chiesto delle informazioni stradali. Poi, dopo oltre 3 ore, il 73enne gli ha spiegato la strada invitandolo ad andarsene e così sembrava, ma lui è tornato con altre scuse, fino all'aggressione. Voleva i soldi. Io prima gli dicevo i soldi sono in banca, io non tengo qua soldi lì. E dopo ho detto ti do il portafoglio che c'ho, ti insegno dov'è. Allora lui mi ha accompagnato dietro, ho fatto fare il giro perché dentro avevo sti cagnolini piccoletti qua in cucina, allora non l'ho fatto neanche entrare dalla cucina, gli ho fatto fare il giro dietro e entrare dalla porta dietro. E gli ha dato il portafoglio? E lui mi ha legato contro un palo che c'era dietro là. Nella cantina. Si è preso il portafoglio ed è fuggito lasciando l'anziano legato e ferito. E lei è riuscito a liberarsi in qualche maniera? Riuscito a liberarmi perché era quello spago là un po' rigido che spingendolo indietro il nodo si scioglie e in qualche maniera l'ho aperto dove ero legato. Poi sono andato in cucina, ho preso il coltello, l'ho messo dritto così e ho tagliato tipo come si fa nei film. Poi le ha telefonato al fratello che ogni sera andava a trovarlo, ma proprio quella volta era in ritardo, e ad un amico che ha subito allertato carabinieri e soccorsi. Sta più attento ora, ovviamente. Beh, insomma, c'ho un paio di cani qua che mi avvisano se arriva qualcuno e non faccio entrare nessuno. Se qualcuno vuole entrare mi hanno detto fai 112 che noi arriviamo. Dunque avete sentito l'anziano brutalmente picchiato e rapinato. I carabinieri hanno incastrato il malvivente grazie al DNA e ai tabulati telefonici. Si tratta di un 57enne di Trento, pluripregiudicato.
Un mozzicone di sigaretta trovato nel cortile della casa. Le indagini dei carabinieri di Montebelluna e le analisi del RIS di Parma su questo reperto hanno permesso di inchiodare il rapinatore che nel dicembre del 2022 ha picchiato brutalmente un anziano per poi legarlo e rapinarlo. L'uomo, un 57enne di Trento pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Treviso ed eseguita dai militari dell'Arma nella casa circondariale di Trento, dove l'uomo si trova recluso per reati riguardanti il possesso di armi. Il grave episodio è avvenuto nell'abitazione della vittima, all'interno del cortile dove l'anziano gli aveva offerto da bere 3 bicchieri di vino, ci racconta, ma poi tutto è accaduto in un attimo. Ha approfittato di un momento di distrazione, ha colpito l'anziano con un tubo di ferro alla nuca, l'ha minacciato con un'aroncola, l'ha reso inerme legandogli le braccia e bloccandolo a ridosso di una scaffalatura, e si è impossessato del suo denaro, circa 1.000 euro. La vittima, soccorsa e trasportata in ospedale, vi è rimasta per 3 giorni con lesioni ad un braccio e ferite alla testa, 40 giorni di prognosi, mesi invece per poter tornare a muovere nuovamente il braccio grazie alla riabilitazione. I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini raccogliendo indizi e prove che il malvivente aveva lasciato, anche tracce su un bicchiere dal quale il malvivente aveva bevuto il vino. In più l'attività tecnica condotta attraverso l'analisi e il confronto di tabulati di traffico telefonico e in cella e l'attività di analisi condotta sui reperti raccolti sulla scena del crimine, in particolar modo di un mozzicone di sigaretta che è stato ricondotto al rapinatore stesso, ci hanno permesso di addivenire alla sua identità. Il 57enne è accusato di rapina pluriaggravate e lesioni. Il residente nella provincia di Trento, il malvivente bazzicava nella Marca. La vittima non conosceva il suo aggressore prima del fatto, ma forse lui lo aveva controllato e sapeva che la sua casa era isolata e che viveva da solo. Domani l'autopsia sul corpo di Shinpei Tominaga chiarirà le cause del decesso e anche parte del destino degli imputati, in particolare Battistella. Intanto nella via dove è avvenuto il fatto tanti hanno lasciato fiori e pensieri per l'imprenditore giapponese. È ancora forte lo shock per la perdita di Shinpei Tominaga e anche il giorno dopo il lutto cittadino per le strade del centro c'è l'atmosfera cupa della tragedia consumata nella nottata tra venerdì e sabato scorsi. L'umore è basso, in tanti hanno voluto partecipare al dolore della cittadinanza stretta intorno a quello di una famiglia distrutta dal dolore e da una scomparsa inattesa, difficile da spiegare. Un gesto eroico si legge in uno dei tanti bigliettini apparsi in via delle Pelliccerie nei dintorni di Buonissimo Kebab, dove il destino fatale si è abbattuto su Shinpei in veste di pugno sferrato da parte di Samuele Battistella. Tanti ricordi di chi ha voluto porre un pensiero, un mazzo di fiori, con tante richieste di un riconoscimento fattivo sulla scia di quanto chiesto da Salmè, una via da intitolargli, o addirittura chi propone di cambiare il nome della stessa via delle Pelliccerie in via Tominaga. Lo ha detto il critico cinematografico Placereani in un post condiviso da tantissimi su Facebook. Il cartello Giustizia per Tominaga campeggia in città ed è un simbolo a suo modo di vicinanza. Abbiamo parlato del pugno scagliato da Samuele Battistella, che adesso fa pendere sul capo dell'imputato il reato di omicidio preterintenzionale. Non volevo fargli del male, ha detto Battistella in una dichiarazione spontanea seppur sconsigliata dal suo legale. Ho tirato io il pugno, ma non pensavo potesse andare a finire così, segno di un pentimento che serve a poco a tragedia ormai avvenuta per una colpa che non esisteva, ovvero aver chiesto di smetterla di pestare Petrov, 31enne ucraino aggredito. Non ha risposto Daniele Wedam, afflitto, mentre la difesa chiede pene meno afflittive come i domiciliari. Lavorano quindi le difese come quella di Abdallah Jouama, che vuole approfondire l'esame dei video ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Intanto è arrivato il conferimento dello svolgimento degli esami autoptici sul cadavere di Tominaga al medico legale Carlo Moreschi nella mattinata di venerdì 28 giugno per determinare se la morte sia sopraggiunta dopo le lesioni occorse per la caduta, ipotesi al momento più accreditata, o se sopraggiunta per la violenza del pugno, più difficile ma non da escludere. Solo dopo questi esami la famiglia riavrà la salma e potrà organizzare la cerimonia funebre. Al momento i 3 ragazzi del trevigiano restano in carcere, mentre non ci andranno i 2 ragazzi ucraini. Per Petrov è arrivato il divieto di dimora in regione, rigettata la misura cautelare per Boklac, difeso da Anna Casera, la cui unica colpa è stata cercare di difendere l'amico. Risvolti legali che non cancelleranno il dolore, ma che risponderanno, si spera, alla voglia di giustizia che tutti hanno per Shinpei, che poteva voltarsi dall'altra parte, ma che non l'ha fatto, pagando il prezzo più caro di tutti per un senso di altruismo e pura umanità.
Continuiamo con la cronaca. Una donna è stata investita da un'auto mentre stava camminando nel parcheggio commerciale a Lilungo e la Nualese di fronte all'aeroporto Canova San Giuseppe. Trasportata d'urgenza all'ospedale Cafoncello, la 61enne ha riportato diverse ferite e lesioni dovute all'impatto violento, ma non sarebbe in pericolo di vita sul posto. Oltre al suo M118 le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica del sinistro. Sovraffollamento e supercarico di lavoro. A denunciare la critica situazione nel carcere minorile di Treviso è un agente della polizia penitenziaria che teme un'altra rivolta. Abbiamo superato i limiti degli spazi, dormono su brande di emergenza, su materassi posti a terra. La situazione nel carcere minorile di Treviso è preoccupante, a denunciarlo un agente della polizia penitenziaria. Attualmente l'istituto di Santa Bona ospita 24 detenuti, superando la capienza massima di 12 posti. Questo sovraffollamento comporta gravi difficoltà nella gestione quotidiana, con il personale costretto a trovare soluzioni come l'utilizzo di brande di fortuna e materassi direttamente sul pavimento. A confermarlo sono anche i sindacati in un comunicato. Su una stanza di 3 ce ne sono ammassati 6. Un servizio igienico dove fa da servizio doccia e anche igienico, dove anche succede quello che non dovrebbe succedere. Cosa è successo, ad esempio? Che un ragazzo ha dovuto aspettare chi la doccia, chi è andato in bagno e si è fatto i suoi escrementi addosso. La mancanza di spazio rende difficile l'applicazione di sanzioni disciplinari o l'isolamento per motivi sanitari. Inoltre, la ridotta pianta organica del personale penitenziario e l'imprevedibilità dei servizi di traduzione aggravano ulteriormente la situazione. E noi siamo giorno per giorno, ogni giorno in emergenza totale. Già in 2 giorni è come se fatto 3 turni di fila. Noi siamo abbandonati perché nessuno ascolta le denunce e in più siamo sotto organico perenne. Il sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Andrea Ostellari, ha annunciato che l'istituto penale per i minorenni di Treviso chiuderà entro 2 anni. Si prevede che alcuni detenuti verranno trasferiti alla nuova struttura di Rovigo, che dovrebbe risolvere i problemi di sovraffollamento e spazi inadeguati. Tuttavia è importante affrontare questa situazione con urgenza per evitare eventi simili a quelli verificatisi nell'aprile del 2022, quando si accese una rivolta. I minori detenuti all'epoca erano 13. Temete una rivolta come quella che c'è stata 3 anni fa? Sì, perché è stato anche esposto tramite una lettera sindacale proprio che noi temiamo che l'aria sia quella e loro vedono che sono abbandonati, nessuno li pensa, nessuno fa qualcosa per farli stare meglio, automaticamente si rivoltano contro lo Stato. Pubblicato il bilancio degli ultimi 15 mesi di attività della Guardia di Finanza di Treviso, oltre 400 gli evasori totali scoperti, frodi fiscali ai danni dell'Europa e dello Stato, milionarie. Quasi raddoppiato in un anno il numero degli evasori totali scoperti dalla Guardia di Finanza di Treviso. In 15 mesi, da gennaio 2023 a maggio 2024, le fiamme gialle hanno smascherato 402 lavoratori autonomi completamente sconosciuti al fisco, contro i 272 scovati dai finanzieri nei 15 mesi precedenti. Parte da questo dato il bilancio della Guardia di Finanza presentato in occasione del 250° anno dalla Fondazione. I soggetti denunciati per reati tributari sono 232, frodi fiscali per un valore di oltre 73 milioni di euro. Sono 6.200 gli interventi ispettivi e 775 le indagini. In materia di riciclaggio sono stati eseguiti 26 interventi che hanno portato alla denuncia di 89 persone e alla ricostruzione di opere illecite per altri 98 milioni di euro. In tema di appalti, monitorate procedure di affidamento per 1,5 milioni di euro, oltre 200 i controlli presso l'aeroporto di Treviso, dove sono state accertate 87 violazioni sulla circolazione della valuta. Oltre 6.000 i grammi di droga sequestrati. Tra i dati che balzano all'occhio è il valore dei contributi illecitamente percepiti dallo Stato o dall'Europa a sostegno di investimenti. 194 gli interventi di verifica su crediti d'imposta e finanziamenti per circa 14 milioni di euro. Sul fronte della spesa pubblica 128 gli interventi, di cui 70 in tema di reddito di cittadinanza.
Nel pomeriggio la cerimonia per i 250 anni di fondazione della Guardia di Finanza con il comandante provinciale De Giacomo, che ha parlato in particolare dell'attenzione rivolta all'utilizzo dei fondi PNRR. Le evidenze sono sicuramente positive, insomma la città e la provincia di Treviso comunque gode di un'economia sicuramente florida e comunque sostanzialmente sana, è un'economia che può vedere sì dei fenomeni di distorsione dei flussi economico-finanziari, però è un'economia sostanzialmente sana. Questo non significa che noi si debba abbassare la guardia, anzi noi dobbiamo proprio combattere le parti negative dell'economia, i fenomeni illeciti di carattere economico-finanziario per preservare la parte più pulita e più sana dell'economia. L'azione di vigilanza sulla spesa pubblica, in particolare ovviamente in questo periodo quando si parla di spesa pubblica si parla di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è uno degli obiettivi strategici della Guardia di Finanza. L'approccio però deve essere innovativo rispetto al passato, deve essere un approccio predittivo, proattivo e preventivo, quindi intervenire prima che il danno nell'impiego, nell'utilizzo di questi fondi si sia realizzato e quindi prima che questi fondi non si possano più recuperare. Questo è un territorio dove ci sono tanti evasori totali, mi pare aver capito. È un territorio dove ci sono evasori totali, ma in linea direi con la media nazionale. Purtroppo è un fenomeno tipicamente italiano che cerchiamo di contrastare anche avvalendoci delle nuove tecnologie. Insomma, la fortuna di avere a disposizione tante banche dati che si possono incrociare tra di loro, ricavandone degli indicatori di rischio, ci consente di individuare e reprimere più facilmente questi fenomeni. Ed ora parliamo del maltempo dei giorni scorsi dopo i danni causati che nella serata di martedì 25 giugno hanno portato all'esondazione del torrente Avenale. È stata avviata su iniziativa di un ex dipendente una raccolta fondi in favore del centro servizi alla persona Domenico Sartor, colpito per la seconda volta in un mese. L'iniziativa benefica ha come obiettivo quello di sostenere il ripristino dei locali danneggiati dall'allagamento e la sostituzione dei materiali non più utilizzabili. Gli ospiti della casa di riposo di Castelfranco Veneto, che in quel momento si trovavano tutti nelle proprie stanze, sono sempre stati in uno stato di completa sicurezza. E con la giornata di sole di oggi sta tornando lentamente alla normalità la situazione nelle zone colpite dall'ondata di maltempo dell'altra sera, e se Castelfranco lamenta i danni maggiori, ad Asolo la gente si è salvata grazie alle paratie fai da te. Siamo un po' organizzati, abbiamo messo dei sacchi, abbiamo improvvisato un po' sta paratia, però siamo un po' stufi perché ormai non ne possiamo più. Ogni bomba d'acqua succede che tutta la via della Sega l'è proprio presa male, malissimo. Eccole le paratie fai da te che mercoledì sera hanno evitato l'ennesimo allagamento dei garage, perché qui in via della Sega, ma in genere in tutta Villa d'Asolo, sono ancora evidenti le tracce dell'inondazione di metà maggio, e l'altra sera si è rischiata la replica, con l'acqua arrivata a 10 cm dal limite di tenuta delle dighe fatte di sacchetti di sabbia, teli, bancali e non solo. Come condomini siamo organizzati, nel senso che abbiamo ordinato già una paratia che dovrebbe arrivare la prossima settimana, però se la situazione va avanti così, l'altra notte siamo stati fino alle 2 di notte la mattina per star qua a vedere un attimo, anche perché sta paratia qua non è che tiene tanto, perché se passano le macchine, quelle grandi, mi buttano dentro i sacchi, quindi l'acqua va di nuovo dentro. Il problema va risolto a monte, come ci fa vedere Daniel, ovvero con più manutenzione, ma anche con la riprogettazione del sistema di deflusso delle acque. Sto qua in casa sempre, il diametro del tubo è piccolo, quindi essendo piccolo non ce la fa più a scaricare dall'altra parte. Residenti che negli anni si sono sostituiti ai gestori di questi canali. E questo sarebbe un altro fosso che non lo puliscono mai, lo facciamo noi stessi dal condominio. Ah, lo fate voi? Lo facciamo noi, sempre. Ogni anno non sono mai passati di qua, mai, neanche una volta. Il risultato è che soprattutto per gli edifici più bassi, ad ogni pioggia intensa corrisponde un altissimo pericolo esondazione. Perché lui si intasa fin sopra, non scarica dall'altra parte perché è chiuso e tutta l'acqua scende giù da qua.
Ma è solo una delle tante situazioni critiche della rete minore delle acque, come sottolinea il neosindaco di Asolo, forte della decennale esperienza amministrativa da vice di Migliorini. La sicurezza idrogeologica non può interessare esclusivamente un comune, perché il comune, anche se pulisce tutti i suoi canali, ma a valle sono occlusi, si forma un tappo e l'acqua esce dappertutto. C'è un bisogno di fare rete su tutti i comuni, bisogna lavorare molto più sui canali piccoli. Insomma, un appello al Consorzio di Bonifica. Sicuramente un appello al Consorzio di Bonifica. Siamo alla politica, c'è la firma del presidente Mattarella sull'autonomia, pioggia di reazioni dal Partito Democratico, la Lega fino a Fratelli d'Italia. Intanto la Lega lancia una campagna informativa per farla conoscere nelle località turistiche del Veneto. Faremo anche una campagna informativa sull'autonomia, anche d'estate, anche nei luoghi balneari, questo ve lo anticipo. Dopo la foto divenuta virale, il Presidente della Repubblica Mattarella al tavolo firma la legge. La Lega conia uno slogan destinato a diventare altrettanto famoso: l'autonomia va in vacanza, per promuovere una campagna informativa che approda su spiagge e montagne del Veneto per far conoscere i contenuti della legge approvata alla Camera. Vogliamo dimostrare a tutti illustrare a tutti quelli che sono i risultati che d'ora in avanti potranno arrivare al Veneto, anche divisi per materia. Ai presidenti di regione ora il compito di avviare la trattativa con Roma per le materie che prevedono la definizione dei LEP. Ci sono 24 mesi di tempo. Se il Veneto ha già annunciato di partire da subito con le prime 9, quelle senza LEP, è sul tavolo della trattativa che si misurerà davvero l'efficacia della legge e del rapporto Stato-Regioni. Questa trattativa e il risultato della trattativa sarà un grandissimo banco di prova, lo sarà per il Paese, lo sarà per l'opposizione, lo sarà per la maggioranza, perché comunque stiamo parlando di un provvedimento costituzionale e stiamo sostanzialmente, non vorrei banalizzarlo, ma vorrei spiegarlo meglio ai cittadini, stiamo semplicemente dicendo che lo Stato delega alcune funzioni di alcune materie ai territori per essere più efficienti. Non siamo contro l'autonomia, ne facciamo una questione di metodo, torna a puntualizzare il segretario del Partito Democratico Veneto, Andrea Martella. Vorrei proprio discutere nel merito che cosa porterà alle nostre imprese, ai nostri comuni, ai nostri cittadini in ambito sanitario, scolastico o di sostegno al mondo del lavoro. Non so, certo dovrà ripassare dal Parlamento, le intese dovranno essere votate dal Parlamento e quindi se mai si faranno avremo il modo di intervenire nuovamente. Non temiamo il referendum, chiosa Stefani, sicuro del valore della legge che la maggioranza ha sostenuto, così come della centralità della Lega nella governance del Veneto. Gli alleati plaudono alla firma, così il coordinatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo. È sostanzialmente la riprova che quel provvedimento è un provvedimento che non spacca l'Italia, che è un provvedimento che va a favore delle regioni e soprattutto che è un provvedimento che dà attuazione alla Costituzione. Quindi oggi è il primo di tanti passaggi che dovremo fare prima di avere l'autonomia, prima che le regioni possano chiedere maggiori forme di autonomia attraverso le materie. Però è un inizio. Nella sede della Lega, accanto al segretario regionale Alberto Stefani, sindaci che hanno vinto al primo turno o ai ballottaggi nei comuni sopra i 15.000 abitanti veneti. I buoni amministratori della Lega vincono anche quando corrono da soli, spiega citando i casi di Monselice e Bassano del Grappa. Se per Giorgia Bedin la vittoria al secondo turno a Monselice è stato un trionfo, pur con toni e modi da politico di lungo corso, non sorride di meno Nicola Finco, sindaco di Bassano del Grappa, che nel centrodestra aveva lanciato il guanto di sfida alla sindaca uscente Elena Pavan e anche a Fratelli d'Italia, pur alleato al secondo turno. Sono i casi forse più emblematici nei comuni sopra i 15.000 abitanti in Veneto, con una Lega che, pur avendo perso centri come Selvazzano Dentro o Vittorio Veneto, ha più di qualche motivo di soddisfazione. I nostri candidati sindaci anche nei comuni più grandi, che sono sempre stati i comuni un po' più difficili per noi, hanno portato dei risultati importanti al partito e al movimento, garantendo anche la possibilità, insomma, di vincere delle sfide molto difficili che non erano assolutamente scontate. E allora ecco il sorriso di Luigi Toffolo, centrodestra unito, sindaco di Portogruaro dopo un anno e mezzo di commissariamento, poi Marco Chiesaro, forte della riconferma nella ex Rossa Cadoneghe, la sindaca Alessia Bevilacqua, che alla Lega ha regalato un
risultato senza precedenti ad Arzignano, Katia Uberti riconfermata a Paese e Rovigo, dove con 728 voti Lorenzo Rizzato, 25 anni, è risultato il consigliere comunale più votato. La Lega del Buon Governo vince, chiaro il segnale a Fratelli d'Italia che non è riuscita, ad esempio, a sfondare a Valdobbiade, ne ricorda Stefani. Questo dimostra che il voto territoriale è un voto totalmente diverso e il modello Bassano, il risultato di Bassano, ma come il risultato degli altri comuni, ne è la prova più concreta e vede che il dato delle europee, Fratelli d'Italia becca il 40%, a livello comunale anche con un sindaco uscente non passa al secondo turno. Cioè, allora chi mi viene a raccontare che il voto delle europee sarà il voto delle regionali? Nessuno, perché il voto delle regionali sarà un voto territoriale fatto di tanti sindaci e chi più ha amministratori più avrà liste a supporto. Un traino dalla legge sull'autonomia, certo possibile, ma non solo. La Lega in Veneto ha conquistato 22 nuovi comuni, 114 nuovi amministratori, di cui il 37% under 35. In Veneto i sindaci sono 159, numeri che il tavolo di centrodestra non può ignorare neppure tra pochi giorni, quando sarà necessario pensare al vicepresidente del Consiglio regionale che prenderà il posto di Nicola Finco. Io andrò a fare il sindaco di Bassano, quindi dovrà subentrare, a mio parere, un consigliere regionale della Lega, cioè non può andare ad un'altra componente politica. Comunque è una partita che verrà decisa sui tavoli regionali, ma penso che la posizione da parte della Lega e anche, insomma, l'abbiamo ribadito oggi, sia una posizione chiara. Lasciamo la politica, addio a Ettore Bragaggia, ultimo partigiano di Treviso storico, fotografo della città, aveva 98 anni. Te vedi, che la cresta fascista sta nascendo ancora. Classe 1926, nato in Piazza del Grano, oggi Piazza Matteotti, partigiano repubblicano, non si stancava di raccontare il bombardamento di Treviso, la resistenza, la liberazione, la ricostruzione dei totalitarismi. Era ancora oggi un fermo oppositore. Il Putin che noi avevamo in Italia si chiamava Mussolini, in Russia adesso c'è Putin, che è andato in cosa, dove sono andati? In Ucraina si andà. No. E noi altri con il Putin Mussolini abbiamo fatto la guerra di Africa, siamo andati in Albania, con mandare militari dappertutto, morti dappertutto, perché avevamo il Putin. Alla fotografia si era avvicinato fin dal 1939, poi l'emigrazione in Argentina, il matrimonio con Carmen, trevigiana e partigiana anche lei, il rientro in patria, l'attività nel Partito Repubblicano, la nascita dei due figli, Laura e Luciano, l'avventura amministrativa ai 300 nel 1980, quando già si parlava del parco sotterraneo in Piazza Vittoria, le battaglie per la pedonalizzazione contro lo spopolamento del centro. Nel 92 fu tra i fondatori dell'Istresco, quindi la donazione di molte delle sue foto all'archivio storico provinciale. Nel 2000 la cessazione dell'attività di fotografo, ma di immortalare in scatti ideali la realtà, l'attualità non aveva smesso mai, con o senza la macchina fotografica, malgrado l'età avanzata. Gli anni servono relativamente, serve la testa che funzioni, i problemi che vengono affrontati, mentre ci sono quelli che sono più giovani e con la testa è già vecchia da anni. Vasto e trasversale il cordoglio per la sua scomparsa, l'addio laico a Ettore Bragaggia, sabato mattina alle 10:30 nella sala del commiato del cimitero di Santa Bona. Ed ora ci fermiamo per un attimo di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio ed ora parliamo del mercato immobiliare di Treviso. Noi abbiamo fatto il punto oggi in diretta a Prima Edizione. Case più tecnologiche, case più costose. L'epopea del mercato immobiliare che ha vissuto dopo il Covid anni d'oro sembra essere al tramonto. La vendita degli immobili anche a Treviso ha subito un'inflessione almeno del 10%. Due le ragioni. L'offerta di immobili già esistenti è molto più bassa, mentre il prezzo di quelli di nuova costruzione è molto più alto, tagliando fuori di netto un'ampia fascia di acquirenti. Noi oggi abbiamo la media costo puro di costruzione che è aumentata di quasi il 40%. Però, vorrei dire questo, che acquistare una casa di quel tipo e poi utilizzarla ha dei costi di gestione ordinari
molto ma molto più bassi. A parlare il presidente nazionale degli agenti immobiliari riuniti. L'offerta anche di immobili in locazione è molto più bassa nella Marca, questo anche perché tanti immobili sono oggi destinati al mercato delle locazioni turistiche o degli affitti brevi. È strano pensare che comunque se si pensa al nuovo, chi compra il nuovo è perché si sposta dall'usato, comunque sia disponibilità di usati ce ne sono non così, diciamo, non c'è questo ricambio a pari passo, manca proprio l'immobile usato. Si sta rivelando una bomba sociale questo, ma non solo per le persone che hanno effettivamente esigenze e magari sono meno abbienti, ma anche per manager, per persone che si spostano per ragioni di lavoro che oggi non trovano. Mobilità e servizi tra i criteri che guidano la scelta di un immobile per chi deve comprare casa. Chi compra predilige la vicinanza al centro rispetto alla periferia. Secondo l'osservatorio dell'Agenzia delle Entrate, le quotazioni degli immobili sono cresciute quasi del 6% rispetto al 2022. Ed ora andiamo a Distrana perché il colonnello Emanuele Chiadroni passa il comando del 51esimo stormo caccia di Distrana al colonnello Fabio De Luca. Ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e personale civile, in nome del Capo dello Stato, da oggi riconoscerete il colonnello pilota Fabio De Luca quale comandante del 51esimo stormo. Passaggio di consegne della bandiera di guerra del 51esimo stormo nella base militare di Istrana. Il colonnello pilota Emanuele Chiadroni, dopo 2 anni di comando, cede il testimone al colonnello pilota Fabio De Luca. I 2 colonnelli si conoscono dai tempi dell'Accademia. Abbiamo fatto l'Accademia Aeronautica insieme nel lontano 1995, abbiamo preso strade diverse, io un corso di volo in Canada, lui negli Stati Uniti, ma siamo rimasti sempre in contatto. Ha fatto un lavoro straordinario e gli sono davvero molto grato perché mi cede un comando con uno stormo in straordinaria forma, capace di assolvere a tutti i compiti che l'aeronautica ci chiede di portare a termine. Il passaggio di consegna è stato presieduto dal generale di squadra aerea Luigi Del Bene, comandante della prima regione aerea del comando Forze da Combattimento. Durante la cerimonia il colonnello Chiadroni ha espresso la sua gratitudine per l'opportunità di aver guidato il 51esimo stormo caccia e ha annunciato il suo nuovo incarico presso lo Stato Maggiore Aeronautica. Alla cerimonia erano presenti numerose autorità civili e militari, tra cui i sindaci di Treviso, Mario Conte, Istrana, Maria Grazia Gasparini, Bassano del Grappa, Nicola Finco, oltre a tanti primi cittadini della Marca, con loro anche il prefetto Angelo Sidoti e il procuratore Marco Martani. La cerimonia è stata un momento di grande emozione e orgoglio per il 51esimo stormo caccia e per tutto il personale coinvolto. Sono delle emozioni molto forti, ritengo che sia un privilegio straordinario. Il 51esimo stormo ha dato prova negli anni di essere un'assoluta eccellenza dell'aeronautica militare e quindi essere qui alla guida di questi uomini e donne straordinari è veramente un privilegio incredibile. Il colonnello De Luca sarà ora responsabile delle attività istituzionali del reparto. Il 51esimo stormo caccia, dotato di velivoli Eurofighter, svolge un ruolo cruciale nella difesa aerea nazionale e nel servizio di Quick Reaction Alert della NATO. Oltre al supporto alle forze di superficie, il reparto è impegnato in operazioni di attacco e ricognizione. Il compito primario è sicuramente quello della difesa aerea e degli spazi euroatlantici e poi ci sono dei compiti secondari di assistenza che in qualche modo concorrono a quelli che sono tutti i compiti istituzionali dell'aeronautica militare. È in pieno svolgimento a Pianezze, in comune di Valdobbiade, nel campo scuola degli Alpini dedicato ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie, e questa mattina di buon'ora una nostra telecamera si è presentata per vedere l'inizio di una giornata in tenda ai piedi del Cesenne. Sveglia! Ieri sera era il silenzio, sveglia! Sono ancora assonnati quando escono dalle tende che per questa settimana sono diventate la loro casa. Sono i giovanissimi del camposcuola di Pianezze, organizzato dagli alpini delle sezioni di Conegliano e Valdobbiadene. Ragazze e ragazzi dai 12 ai 15 anni che hanno accettato di vivere 7 giorni lontano dalla famiglia per imparare delle attività di protezione civile, ma soprattutto a vivere in comunità. Bene, adesso vanno a fare colazione, poi dopo ci sarà l'alza bandiera
e alle 8:30 oggi c'è la camminata che vanno su al Cesena. È sin dai primi minuti che si vede come questi giovani seguono le regole, ad iniziare dalle brande da mettere in ordine, che dopo la toilette in bagno è il primo impegno della giornata. Prima volta che ti fai il letto? No. A casa ti fai il letto? A volta. Ragazze, venite fuori. Dovete aiutarmi qua. Intanto c'è chi apparecchia per la colazione, preparata dagli alpini, che poi ognuno riceve mettendosi ordinatamente in fila. Poi c'è il turno della squadra che lava i piatti, bicchieri e posate, sempre sotto lo sguardo vigile degli istruttori. Tu li lavi, li passi di là e lui li sacca con l'acqua fredda. Questo mentre un'altra squadra a turno pulisce i bagni. Per vivere insieme in tante persone, come siamo qui, circa una cinquantina di ragazzi più una decina di volontari, bisogna avere delle regole, come in qualsiasi società. Ragazzi che alternano escursioni in montagna ad attività di protezione civile elencate all'interno del refettorio, dove gli istruttori organizzano l'escursione di oggi. Abbiamo pensato di fare questo campo per abituarli a vivere insieme con tante idee, 3 anni diversi sono molto importanti, non è facile, però loro rispettano le regole a tutti i costi e quindi una cosa veramente molto bella. Essere qui con loro è meraviglioso. All'inizio la prima giornata è un po' difficile, no? Ma probabilmente loro hanno già un seme dentro e basta farlo germogliare. Quanti anni hai? Ho 13 anni. Perché lo fai? Perché volevo stare un po' con gli amici in un ambiente non scolastico, non familiare, in un posto dove non ci sto quasi tutti i giorni. Ma è già l'ora dell'alzabandiera, dell'inno d'Italia da cantare e poi via verso una nuova esperienza assieme. Chi siamo noi? Siamo i lupi del Cesena, sempre amici noi saremo. Qual è il nostro motto? Amicizia e fedeltà, il nostro motto rimarrà. Ed ora siamo giunti alla nostra pagina da Belluno e provincia. In primo piano la cronaca, rapina e tenta di estorcere denaro ad un minorenne in stazione a Belluno. Il GIP ha accolto la richiesta di misura cautelare nei confronti di un bellunese di 19 anni, le indagini condotte dalla squadra mobile del capoluogo. La squadra mobile della questura di Belluno ha chiuso le indagini avviate poco meno di 2 mesi fa dopo la denuncia di rapina ai danni di un 16enne bellunese accerchiato da un gruppetto di bulli che lo avevano fermato dapprima davanti all'atrio della stazione ferroviaria e poi spinto a forza nei bagni. Il giovane minacciato di botte era stato costretto a sfilarsi le sneakers che indossava, a consegnarle al capobranco e a tornare a casa scalzo seppur in una giornata di pioggia. Nei giorni successivi all'episodio del 2 maggio scorso, lo stesso capo della banda bellunese di 19 anni aveva continuato a molestare il ragazzino con comportamenti vessatori. Con un messaggio inviato via WhatsApp, il 19enne aveva intimato alla vittima di consegnargli 50 euro inventandogli fossero stati sottratti proprio dal ragazzino. D'intesa con gli inquirenti, all'appuntamento per la consegna del denaro si sono presentati i poliziotti. Il 19enne è stato accompagnato in questura e segnalato all'autorità giudiziaria. Accertati i fatti e la pericolosità del presunto responsabile, il magistrato ha chiesto al GIP l'emissione di misura cautelare che è stata eseguita dal personale della squadra mobile nella serata di martedì scorso. Sono sempre più frequenti i casi di soccorso in montagna a escursionisti impreparati. Non ci improvvisiamo, il mantra del presidente regionale del soccorso alpino Rodolfo Selenati. L'elisoccorso non è un taxi e la montagna non è Gardaland. I casi sempre più frequenti di soccorso in montagna a escursionisti, ma meglio sarebbe definirli gitanti improvvisati, sono sempre più frequenti. Il presidente regionale del soccorso alpino e speleologico Rodolfo Selenati: ci sono regole che vanno rispettate. Le regole sono sempre quelle, l'importante è andare attrezzati. Attrezzati vuol dire un minimo di equipaggiamento, le scarpe innanzitutto. Le scarpe appunto, perché le sneaker, calzini
alzate da una coppia di escursionisti bloccati in mezzo alla neve non più tardi di qualche settimana fa non fanno parte dell'equipaggiamento da montagna. Ancora in quota c'è parecchia neve, quindi non si va in scarpette da ginnastica e quindi bisogna andare attrezzati, oltre le scarpe, poi l'equipaggiamento idoneo, insomma anche magari i ramponcini, diciamo, no? Perché magari la mattina presto in quota può essere che ci sia ancora un po' di ghiaccio. E poi l'abbigliamento, quello da città, meglio lasciarlo nei cassetti e prediligere indumenti tecnici. Nei negozi sportivi se ne trovano a iosa e per tutte le tasche. Non dimenticarsi mai neppure di mettere nello zaino una giacca pesante e una mantellina impermeabile. Soprattutto bisogna pianificare bene l'escursione. Questo vuol dire prendere una cartina. Ne abbiamo un libro di escursioni, ce n'è quante ne vuoi, online o in edicola, e quindi bisogna pianificare l'escursione. È buona cosa partire di mattina presto e a quest'ora essere già a casa. Queste sono le piccole regole fondamentali che secondo me vanno eseguite. Preparazione e buonsenso sopra ogni cosa, ricordandosi che dopo Vaia la morfologia della montagna è cambiata. Abbiamo già fatto vari interventi di notte per escursionisti che chiaramente non avevano pianificato l'escursione, ecco. Cioè un'escursione da 6-7 ore, bisogna partire alle 6 di mattina. Da ultimo, e certo non per importanza, il rispetto per la montagna e per i volontari del soccorso alpino, veri e propri angeli in terra. Ricordiamoci che tutti noi abbiamo una famiglia a casa, ecco, e abbiamo già avuto purtroppo dei volontari su cui piangere, ecco. Quindi evitiamo questo e invito tutti alle regole. Ed ora andiamo a Santo Stefano di Cadore. Dovrà essere fissata una nuova udienza preliminare per il processo a carico di Angelica Hutter, che il 6 luglio di un anno fa travolse e uccise il piccolo Mattia Antoniello, 2 anni, il papà Marco e la nonna materna Maria Grazia Zuin. La 33enne tedesca è accusata di omicidio stradale plurimo. Il legale di fiducia Giuseppe Triolo ci spiega in quale situazione si trova oggi Angelica Hutter. Avvocato, a luglio si tornerà in aula, perché? Allora, innanzitutto non è detto che si torni a luglio. Il problema è rappresentato dal fatto che non è stata fatta la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini al sottoscritto e conseguenzialmente il pubblico ministero ha richiesto la restituzione degli atti che il giudice ha disposto e conseguenzialmente attualmente è stata fatta la notifica, proprio se non erro lo stesso giorno, e quindi successivamente al decorso di questo termine, salvo istanze che non penso che presenteremo, verrà rifissato nuovamente l'udienza preliminare, che deve essere fissata negli 10 giorni successivi allo scadere del termine, che potrebbe essere o a fine luglio oppure ai primi di settembre. La sua assistita è sempre in struttura, come sta? Allora sì, è sempre in struttura e obiettivamente insomma adesso viene seguita, è curata e sicuramente si è ripresa rispetto alla situazione soprattutto originaria ma anche quella successiva in cui non assumeva i farmaci che avrebbe dovuto assumere. Questa donna per se stessa che futuro immagina? È molto complicato perché è chiaro che indubbiamente l'esigenza attuale sarebbe quella di poter tornare in Germania, per quanto oggi non sia in regime di detenzione e anche la misura di sicurezza che è stata applicata non preveda la detenzione, sicuramente oggi e quindi tecnicamente e teoricamente sarebbe anche libera, perché non c'è una misura detentiva, però lei sta rispettando tutte le prescrizioni che sono state disposte. La protezione civile in aiuto a Castelfranco, colpita dal maltempo. Sono una decina i volontari bellunesi attivati dalla Regione Veneto che stanno operando nelle zone finite sott'acqua dopo gli acquazzoni dei giorni scorsi. Fanno parte di diversi gruppi di protezione civile, 2 arrivano del gruppo Antelao, 3 del gruppo comunale di Belluno, mentre altri 4 sono dell'Ana Belluno. Assieme ai volontari sono state inviate a Castelfranco anche tutte le strumentazioni del caso. La provincia di Belluno ha messo a disposizione
disposizione un'idrovora da 300 metri cubi l'ora, il mezzo per trainarla ed altre apparecchiature per le emergenze allagamenti. Oscar De Bona è stato riconfermato presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo per il prossimo triennio, l'ha deciso il Consiglio direttivo che si è riunito ieri a Belluno. Ci aspettano 3 anni impegnativi non solo per gli eventi programmati, ma anche per la nostra azione di contrasto allo spopolamento della provincia, ha detto il neopresidente, che con l'associazione intende portare avanti progetti che coinvolgono giovani, nuovi migranti bellunesi e loro discendenti. E questa era la nostra ultima notizia, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata.